Immagini del Coro dei Cori, nell'esibizione di Oderzo del settembre di 2 anni fa. Penne nere con la mascherina a cantare la speranza per la fine del Covid. E domani sera il Coro dei Cori tornerà in diretta su Antenna 3 per un nuovo concerto. Aspettando l'adunata è il titolo della serata organizzata all'interno del Duomo di Motta di Livenza. Una scaletta che proprio per questo si aprirà, dopo il canto dell'Inno d'Italia, con 3 brani dedicati al sentimento religioso degli alpini. A seguire le penne nere intoneranno altri classici che ricordano i tanti scenari di guerra. Dalle vette dell'Adamello e del Grappa nella Grande Guerra al fronte russo per ricordare i tanti alpini dispersi che lì riposano ancora. Il culmine della serata sarà la premiazione del concorso Una canzone per la Dunata, che ci porterà alle tante tappe degli alpini trevigiani che Antenna 3 seguirà con servizi e dirette, per arrivare a metà maggio a Udine con il 94esimo raduno nazionale e a metà giugno con la Triveneta di Belluno. Ma l'appuntamento di domani sarà il preludio di un'altra giornata alpina che Antenna 3 trasmetterà in diretta, il raduno sezionale del 15 aprile, con lo sfilamento lungo le vie di Motta di Livenza per giungere alla Santa Messa sul sagrato della Basilica della Madonna di Miracoli. Appuntamento quindi domani sera dalle 21 su Antenna 3, da sempre la TV degli Alpini.